ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo tornati su Flight Simulator 2020, Giro del Mondo. Scusate se non ho registrato niente per quasi 3 settimane, ma il fatto è che era pieno di bug e non volevo vaneggiare barra incazzarmi con il simulatore. Quindi riprendiamo col Giro del Mondo, siamo a Sharm e da Sharm andiamo a Dubai. Siamo con l'A320 della Etihad Airways perché la Fly Emirates non ha 320. È un volo abbastanza lungo, ragazzi, sono più di 3 ore. Sono più di 3 ore, quindi un volo bello arrogante. E niente, arriviamo a Dubai e possiamo andare a farci una bella sciatina sul famoso grattacielo. E niente, direi che basta cazzeggiare. Adesso cerchiamo di fare una dronata sopra a Sharm e vedere qualche punto di interesse se c'è. Ragazzi, ora qua il rollaggio è un po' difficile perché non ci sono i mezzi. A Sharm, boh, non so, c'è qualche problema probabilmente qui a Sharm. Oppure forse ho il dubbio che non sia questo l'aeroporto principale perché ce ne sono parecchi, però teoricamente dovrebbe essere questo, insomma. Facciamo un rullaggio manuale. E ritorna il Girus. Ritorna il Girus. Il giro del mondo. Speriamo di ricordarmi tutto per non fare cagate atomiche. Ok. Ci siamo lasciati quasi 3 settimane fa. Andiamo a vedere l'aereo in esternazza. Molto bello. Diciamo che sono più di Abu Dhabi che Dubai, però licenze poetiche, raga, licenze poetiche QMD. Mamma mia, che cazzo di rullaggio è? No, qua vado a rischio di ammazzarmi contro... No, direi di no, meglio evitare. Un rullaggio alquanto curioso, vedi, certi bug sono rimasti, bene. Però almeno non c'è quello dell'aereo, insomma. Qua c'è un ometto da solo, poverino, guardatelo. Speriamo di avere problemi in fase di atterraggio perché sono 3 ore di volo, sbagliare alla fine non sarebbe proprio bellissimo. Eccoci qua. C'è uno United così, ci sono delle livree, diciamo, originali, ma che non rispecchiano secondo me i voli. Traffico non ne vediamo. Che bello però, mamma mia. Mi mancava. Ok, ci siamo quasi. Siamo pronti ad andare in pista. Sono rimasti 3 settimane a Sharm, ragazzi, per insomma, abbiamo conosciuto una fanciulla, allora siamo stati una piccola vacanza. Tower Airbus at runway 22
right ready for takeoff IFR to Dubai. Ok. Airbus cleared for takeoff runway. Perfetto. Cleared for takeoff runway 22 right Airbus. Buono raga, direi di andare subito. E andiamo. Purtroppo sì, il drone è stato... c'era pochissimo da vedere raga, quindi è stato un drone un po' così a Dubai. Sicuramente ci saranno molte più cose da vedere. Sarà bello il drone su Dubai. Vai Beppe, vai Beppe, vai Beppe. Ok. Ok. Airbus contact Cairo Center on 119.35. No. Ok. 119.35 Airbus. Cairo Center Airbus is at 1,500 feet, climbing 8,000 feet. Buono. Airbus Cairo Center continue to SH 517 as planned. Altimeter 29.86. E siamo partiti. Perché overspeed? Ma è un errore. Vaneggio, vabbè. Ok. Vari screenshot. Ok. Mappa, speriamo di non avere problemi di... Ok, perfetto. Dai che ci siamo. Molto bene. Molto, molto bene. Adesso sarà un volo lunghissimo, sarà un volo quasi eterno. Ma va bene così. Vedremo posti sicuramente particolari, nuovi, che non vediamo spesso. Guardate che bello. Lasciamo Sharm dopo 3 settimane. E adesso andiamo verso Dubai Center. Se non erro la 14ª tappa del Giro del Mondo. Siamo partiti a bomba con il giro, dopo siamo un po' fermati. Causa bug. Causa bug maledetti. 17.000. Ok. Sarà anche tanto mare, eh? Guardate che roba. Sarà un volo lunghissimo. Ma l'arrivo sarà bello, sarà intenso, sarà emozionante. Buono. Tutto iper regolare per il momento. In realtà non c'è tantissimo. Diciamo che su quello si vedere come sono fatte le zone del Medio Oriente, sinceramente. Perché è chiaro che rispetto all'Europa, agli Stati Uniti, saranno fatte meno bene secondo me. Però vedremo, insomma. Ok ragazzi, siamo arrivati in quota crociera 390, finalmente. Buono. Cioè guardate che paesaggi. Cose mai viste su FSX, veramente. Possiamo ammirare. Bello, bello, bello.
Adesso la casa siamo a buon punto, però manca ancora un po'. In realtà c'è tutto, quasi tutto, tranne la cucina, e dopo possiamo cominciare a fare video in maniera diversa. Ci vuole ancora un po' di tempo, non è una cosa lunga, insomma, sistemare una casa, però da zero, soprattutto perché l'abbiamo praticamente cambiata al 100%, a parte la porta di casa, e niente, insomma, però bene. Adesso qua Fioi dovrò ingegnarmi mentre il volo prosegue, dovrò fare qualcos'altro perché 3 ore non sono poche, e niente, però dai, sono contento di essere tornato su Fly, mancava tanto, ma d'altronde non potevo fare i video con un gioco con dei problemi, i motori che si spengono a metà del viaggio, atterraggi un po' così. Per carità, vediamo, magari dopo in fase di atterraggio saranno vaneggi lo stesso, però quantomeno insomma siamo partiti, già questo è qualcosa di importante. Siamo veramente da soli, il nulla davanti a noi. Vediamo un po' la mappa. Ok. Proprio qua non c'è nulla. Solo i punti. E basta. Vediamo, l'aeroporto più vicino è Ueao. Vediamo se lo trovo, scusate, ma sapete che la mia curiosità. Icao. Vediamo, non è detto. Vediamo. Sì, allora è... Oh madonna. In Arabia Saudita. Prince Abdul Majed bin Abdulaziz Domestic Airport. È a 16 km a sud-est di Al-Ula Al-Ula in Arabia Saudita, scusate. Ok, quindi esiste, ragazzi. Molto bene. Me lo godo, me lo godo. Che bello, però. È bello perché vedi, cioè, diciamo, i posti, cioè, queste zone non sono mai state, diciamo, create in maniera positiva, nel senso, erano sempre fatte un po' così, con Flight Simulator X, robe, cioè, per quanto, insomma, con tutti i vari add-ons, DLC, quello che vuoi, però avevi sempre una sensazione di questi posti, di vederli un po' così, alla cacchio. Mentre adesso con Bing, cazzo, sembra veramente di essere in Arabia Saudita. E questo è importantissimo, cioè rende comunque l'esperienza di volo molto più reale dal punto di vista grafico, secondo me. Nel prossimo aeroporto sicuro ci facciamo un po' di cultura. HL, vediamo. È di Ahail, sempre in Arabia Saudita. Provincia di Ahil. Bene. Lo scalo nel 2014 ha assorbito 600.000 passeggeri, quindi non una cosa incredibile, però ecco, siamo in Saudi Arabia e godo. Vedi qua magari qualche errore grafico c'è, perché magari la mappa di Bing non può essere dettagliata come in altre zone, però te lo godi comunque, insomma. Parlando da un po', la situation è tranquilla, meteo ovviamente bello, ma qua insomma è difficile trovare perturbazioni, anche se il meteo reale è sempre un po' così, nel senso a volte mi dà come l'impressione di buggarsi un po', nel senso più che altro siamo in una fatalità, in una zona del giro del mondo dove le condizioni climatiche sono un po' statiche, secondo me. Quando torniamo in Europa la capiremo bene il tutto. Siamo vicini, tra virgolette, all'aeroporto di Konikao EGS, che è l'aeroporto, il Prince Nayef bin Abdulaziz Airport.
Sarà sempre di qualche principe, bene. Sempre in Arabia Saudita. Ok. È situato a 25 km dalla provincia di Al-Qasim. Molto bene. E vediamo qua in esterno, adesso non vorrei dire stronzate, ma guardate qua, è pieno di questi... cioè non so sinceramente se fa parte del petrolio, diciamo, o sono altre cose. Veramente rimango un po'... cioè, sono sincero, non so, non penso sia un bug grafico, però non saprei veramente fare se c'è qualcosa. Vediamo. Ah, eccoli qua. Vediamo. C'è chi per improvviso. No, non c'entra niente col petrolio. Vabbè, comunque è una cosa particolare che a questo punto mi sembra giusto immortalare. Aspetta un attimo. L'importante è sapere che è una cosa che esiste veramente, non sono bug. Ok. Perfetto. Non so, sembra centrare con cose geologiche del territorio, adesso non si capisce molto bene. L'acqua geologica tratta da giacimenti sotterranei e distribuita in senso circolare ed è per questo motivo che i campi sono tondi. Boh, non lo so sinceramente, però esiste, sì sì. Ah, perché sono verdi alla fine, noi li vediamo neri, per quello mi è tratto un po' in inganno, però sono verdi secondo, diciamo, le foto che vedo qua. Va bene. Sinceramente mi mancava questa. Ok raga, viaggio eterno. Nascondo che ho fatto anche altre cose perché sennò è veramente dura. Siamo sul Golfo Persico. La situa è bellissima. Io direi uno screenshot sul golfo ce lo spariamo. Vediamo la migliore di qua, senz'altro. Sono proprio curioso di vedere come sarà Dubai. Penso sia fatta molto bene, spero. Non manca neanche troppo. Ok, perfetto. Vediamo qua l'arrivo. È diretto anche. Godo, perfetto, perfetto. Molto, molto bene. Siamo ancora a 390. Veramente mai sentita la TC, praticamente non la sento da Sharm quasi. E niente, diciamo un volo non... sì, come si dice, senza traffico, perché comunque traffico non ne ho trovato finora e soprattutto, diciamo, condizioni meteo ideali. C'è da dire che sì, ripeto, spero per l'Europa di avere delle condizioni diverse perché la parte meteo è l'unica che ancora non capisco. Traffico e meteo, diciamo, vanno e non vanno. Il traffico secondo me è perché anche in queste zone c'è poco traffico, anche se in realtà dovremmo trovarlo quando arriviamo all'incirca, cioè se non c'è a Dubai mi preoccupo, ora tutte quante le zone, anche caratteristiche di Dubai che ci godiamo nel prossimo drone. C'è da capire però il meteo che è sempre bello. Adesso ora facciamo una... vediamo un attimo. In questo momento sì, sono 25 gradi e sole pieno, quindi voglio dire, ci sta. Raga, inizia la discesa. Non siamo lontanissimi da Dubai.
e si comincia a godere alla grandissima. Vediamo un po' come sarà l'atterraggio a Dubai, sono proprio curioso. Perché lo sapete, questo purtroppo è ancora rimasto con voli superiori a un'ora. La TC vaneggia, non ti dà le discese purtroppo. Questa è una cosa che ancora c'è. Io voglio segnalare tutti i bug nella speranza che possano insomma finire. Questo rimane, vabbè. La possibilità di scendere a 2000 senza rotture di maroni. Perfetto, adesso ci dovremmo essere. Molto bene, ora aspetta un attimo. Stai buono, stronzo. Allora. No. Ok. Va bene. Qua possiamo andare anche di approach. E speriamo non ci siano problemi. Se no andiamo di manuale. Ok, noi portiamoci avanti. E vediamo di avere un allineamento corretto. L'allineamento, la pista ce lo abbiamo. Qua vediamo torri lunghe. Dai, vediamo un po' di rifare un atterraggio degno di nota. Questa voce dubaiana o dubaese. Scusate. Però non c'è traffico. Il traffico è veramente una... No, a volte c'è, a volte non c'è. Boh. Adesso l'importante è che ci sia il sentiero di discesa, cosa che mi ha dato enormi problemi, soprattutto a Sharm el Sheikh, che ha fatto un atterraggio alquanto curioso, alquanto bizzarro, se così si può definire. Grazie. Dai, come involati verso la gloria eterna, come dai. Ok, siamo perfettamente allineati a livello di pista e questo già è una buona cosa. Adesso dobbiamo capire se ci sarà anche l'allineamento e l'avvicinamento con il sentiero di discesa. Manca ancora perché siamo a 2000, quindi voglio dire non può farmi la discesa adesso, se no rischio di arrivare troppo corto. Qua cominciamo a vedere lo skyline dubaese in una lingua ai molti sconosciuta, il dubaese. Questo è le cose, il Burj Khalifa, cos'è il grattacielo più alto del mondo? Ci divertiremo comunque con, come si dice, con il drone. A vedere questo, diciamo... in mezzo al deserto c'è questa gemma che è Dubai, ma... boh, mi lascia alquanto basito. Però devi scendere, stronzo, perché è un ordine comandiano. Scendi, 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 è il Signore, i cieli e la terra sono pieni di te. Di te, non te, ma il te, in senso come persona, no, il te. Dopo questa possiamo anche andare, lo stronzo non vuole scendere. No, però forse sì, dai, forse stiamo avvicinando. Bello, 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 bello. Ora cominciamo a preparare screenshot a manetta, Aspetta un attimo. Ecco, così mi piace di più. Buono. Ok, mi sembra sia in fase di discesa. Qua non serve a niente. Ma che cazzo sto facendo? Date una svegliata, Cubo. Ok, baby.
Stavolta ci siamo, ci siamo, ci siamo. Airbus cleared to land runway 12 left. Ok. Wing 019er at 22. Dai Beppe. Land runway. OME2 left Airbus. Sì amore, sì. Sì tesoro. Adesso tocca solo a noi dimostrare al mondo che ci siamo, che esistiamo anche noi. Guarda che bello però, ciao Fio, aspetta, 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 aspetta. Dopo faremo un video con solo le foto di tutto il giro del mondo. Benissimo. E adesso però io direi di andare. Siamo a Dubai Center, amici. Dubai Center. Proprio come lo dico io, Center. Con tutte i grattacieli e le casette, che bello. C'è tensione nell'aria, c'è tensione. Speriamo di non beccare l'ultima casetta, ragazzi. L'ultima casetta è un po' pericolosa. Questa qua me la sto godendo, eccola qua. $500 e quando c'è il 500 alla fine. 400 e so cazzi col 400. Siamo tornati, Beppe, siamo tornati. Ok. 100, 60, 50, 40, 30, 20, retard 5. Ok. Ok, dai, come primo a terra. Oh, attenzione, mi si è girato, non capisco il perché. Mi si è leggermente girato. Vabbè, siamo arrivati però. Ok. Contact ground on 118.35. Going to 118.3. 5 Airbus. Ok, siamo arrivati. Suolo. Verso i Gate. Dubai ground. Airbus request taxi to the gate. Forse potevamo andare di là, che è più bella la parte di là. Dai, dammene uno vicino. Perfetto. Taxi to gate Bravo 27 using taxiway November 7 cross runway. Molto 30 bene. Right Mike 10 Alpha Mike 10 Bravo cross runway ONE 2 right kilo 7 kilo whiskey Airbus. Stai buono. Ok. Qua vabbè, sto facendo un rollaggio un po' atipico. Non, subito partita a bomba. Ok, arrivati siamo. Sempre bello l'aeroporto internazionale di Dubai. Perché è internazionale, amici. Però non so perché mi tende a andare molto a sinistra. Non capisco il perché. No, non attendo niente. Io vado. Hold position Airbus. No, sto andando leggermente veloce, però no, non va bene. Airbus, hold position caution, other traffic. Hold position Airbus. Io me ne fotto di regolamenti. Airbus, hold position caution, the generic on final. Questo però è un aeroporto fatto a mano, se non mi ricordo, ma... Hold position Airbus. Però che non ci sia traffico qua, è un po' assurdo. Va bene, è andata, dai. Hold position Airbus. Stai calma. Al gate B27. Airbus, continue taxi. Ma io sto facendo quello che voglio, lo capisci che comando io?
Lo capisci, signora, che lo comando io? Che bello però, veramente. L'aeroporto di Dubai è bellissimo dal punto di vista proprio architettonico. Adesso parcheggiamo. E chiudiamo anche questa tappa del Girus. Sarà molto bello vedere proprio il drone per capire, diciamo, i punti di interesse di Dubai, che ci sono, non sono certo belli come i nostri o come l'Europa, però insomma no, dai, quest'area moderna un po' ci sta, dai, diciamolo così. Vediamo in lontananza il Burj Khalifa. Dai, vecchio su. Siamo arrivati, Beppe, siamo arrivati. Ok, siamo leggermente storti. Ok, 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 ok. Alright. Alright. Benissimo. Ora facciamo servizi di terra. Connessione. Dubai ground, Airbus. Could you please connect the jetway to the aircraft? Airbus, the jetway is going Va to be bene. connected. Bagagli. Dubai ground, Airbus. Could you please send Sì, the lo so. Airbus baggage is on the way. I bagagli stanno arrivando. E il catering. Dubai ground, Airbus. Could you please send the catering truck? Buono raga, siamo arrivati a Dubai. Vedete lo skyline in lontananza. Viaggio perfetto. Il viaggio più lungo finora del giro del mondo. E si gode. Alla grande. Raga, sotto nel commento della veneziana. Alla prossima. Ciao!